Allora, arriva o non arriva questa indipendenza? Sarebbe ora, avvocato, perché chi le parla, ed è un meridionale, è stanco di questa Italietta da spettacolo, e io tifo da tempo perché possa andare in porto il vostro progetto. Prego. Dopo tanta pressione, il 12 di giugno, dottor Spatalino, di quest'anno il Consiglio regionale finalmente ha approvato la benedetta legge che noi avevamo proposto, che portava il numero di 342, è diventata legge 16 del 2014. Che cos'è questa legge? È una legge del nostro Consiglio regionale, quindi dell'organo che ha la rappresentanza della sovranità del popolo veneto. La legge prevede che sia indetto un referendum il prima possibile per chiedere ai veneti se vogliono o meno l'indipendenza. Il quesito dice: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Sì o no? Una domanda secca, una domanda chiara, una domanda che non lascia dubbi su quello che è l'obiettivo. Premettiamo subito che questo non vuol dire essere contro l'Italia, vuol dire creare una realtà, una repubblica indipendente e sovrana diversa dall'Italia, distinta dall'Italia. Il Veneto ha 5 milioni di abitanti, in Europa è davanti dei 28 stati che compongono l'Europa, il Veneto è davanti a ben 10, quindi ha tutte le caratteristiche per potersi autogovernare e quindi esprimere proprie leggi, darsi lui le tasse giuste e non le tasse esose dell'Italia, insomma cambiare la nostra vita in meglio. Questa legge dice che entro 30 giorni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione, e la pubblicazione è avvenuta il 24 giugno, quindi entro il 24 di luglio la Giunta regionale del Veneto, quindi il suo presidente Luca Zaia con l'assessore al bilancio, con gli altri assessori competenti, devono emanare le disposizioni che andranno a regolamentare il voto sul tema dell'indipendenza e le modalità di voto e la proclamazione dei risultati. In primis vi è la questione relativa al conto corrente nel quale fare depositare un nostro contributo, perché purtroppo, siccome non vogliono, da Roma non vogliono e in regione gli hanno lasciato fare, sostanzialmente non vorrebbero che si facesse sto referendum sull'indipendenza. Allora gli hanno detto: però ve lo pagate. E quindi hanno aperto un conto corrente sperando, ma sbagliano, che rimanga sempre vuoto e scoperto, così hanno l'alibi di non fare mai, di convocare mai i comizi referendari sul tema indipendenza, perché i veneti possano versare, i cittadini veneti possano versare su quel conto un contributo. Intanto dobbiamo aspettare ancora un po' di giorni perché la giunta regionale predisponga il provvedimento che apre anche il conto corrente, e nel conto corrente si potrà versare dai 5 euro, ai 10 euro, ai 10.000, ai 100.000 se qualcuno li ha. D'altronde la libertà vale più di 3 euro a ogni cittadino veneto, perché questo è il costo che è stato stimato per questo referendum. La libertà e soprattutto le risorse che rimarrebbero a questo territorio valgono molto di più. La legge poi ovviamente deve avere concretezza con la fissazione di una data. Una volta che ci sono i soldi, perché loro sperano che non arrivino, ma i veneti, sono convinto, faranno di tutto per smentirli. Di più, non c'è dubbio. Stavo dicendo che pensi, per la raccolta dei fondi non è ancora aperto il conto corrente a questo scopo, e in un comune di Treviso, Vedelago, in 3 giorni hanno raccolto 21.000 euro in assegni staccati, buoni, assegni veri, non assegni finti. 21.000 euro in 3 giorni. Vuol dire che in men che non si pensi, in un tempo brevissimo, sicuramente si raccoglieranno questi fondi. Quindi non hanno più alibi. Noi abbiamo già indicato al Consiglio regionale una data. La data possibile è quella del 9 novembre 2014, domenica 9 novembre. Ci sono tutti i tempi per arrivare puntualmente a questa data, con organizzato tutto il meccanismo. Tenga presente, dottor Spatalino, che questa data è importante per 2 ragioni. Una, perché il 9 novembre del 1989 è caduto il muro di Berlino, quel muro che sembrava non abbattibile, una cosa impossibile da superare. Invece è caduto quando nessuno
avrebbe ipotizzato. L'altra ragione per la quale, importantissima, per la quale noi abbiamo suggerito la data del 9 novembre sta nel fatto che il 9 novembre vota anche la Catalogna, sempre per l'indipendenza. La Catalogna, come sapete, è una regione importantissima della Spagna che ha caratteristiche molto simili al Veneto, sia per economia, sia per la storia, sia per l'aspirazione all'indipendenza, perché ha una identità propria, una lingua propria, un'economia particolare, e quindi anche la Catalogna voterà il 9 di novembre. Quindi ci sarebbe uno straordinario effetto trascinamento nella comunicazione, nel coinvolgimento delle istituzioni europee. Insomma, è una data importante. Comunque vi sarà tempo fino a marzo compreso del 2015, ogni mese successivo, per votare. Questo è molto importante, perché qualcuno, e qua innesco un meccanismo, un ragionamento che può anche non essere ben capito o non è stato ben capito. Qualcuno dice: ma uniamoci per le elezioni regionali del 2015. Ma che senso ha, dico io, se siamo in grado, se facciamo pressione, se siamo così forti da superare gli ulteriori ostacoli superabilissimi come abbiamo fatto approvare la legge, perché buttare nel cestino tutto quello che abbiamo fatto e andare alle regionali a massacrare il progetto dell'indipendenza? Il referendum deve essere fatto prima, deve essere fatto ora, deve essere fatto qui dal 9 novembre 2014 o al più in date successive, ultima quella nel mese di marzo, magari il 1° marzo, che è anche Capodanno Veneto. Quindi bisogna assolutamente evitare, e qua la truffa è già alle porte, parlo di truffa sapendo che la truffa politica è già alle porte, perché l'altro giorno qualcuno in regione, con l'avallo del ministro, anzi penso che il grande personaggio che ha ideato questa cosa sia il ministro Alfano, hanno ipotizzato, hanno detto che vorrebbero fare le elezioni regionali per tutte le regioni d'Italia il 22 marzo 2015. Ma allora dico io, attenzione, perché la motivazione ufficiale è: facciamo la cosiddetta election day, cioè le elezioni nello stesso giorno, per risparmiare. In realtà l'imbroglio politico e la violazione di legge, tanto italiana, costituzionale, ordinaria, e la legge regionale, è così sfacciata che è inaccettabile. La spiego in un attimo. La Costituzione prevede, e la legge ordinaria dello Stato prevede, che la Regione stabilisce lei le modalità, i tempi di voto. Il Veneto ha una legge, la numero 5 del 2012, la quale stabilisce all'articolo 11 che in Veneto si vota per l'eventuale, io dico eventuale perché non ci sarà più il Consiglio regionale, rinnovo del Consiglio regionale dal 15 maggio al 15 giugno. Se una legge regionale dice questo, se la legge statale dice che è competenza della regione, se la Costituzione avvalla tutto questo, perché un ministro si permette di dire che vorrebbe che ci fosse l'election day il 22 marzo? Vuole questo per bloccare, attraverso un lavoro sull'agenda, perché non hanno coraggio di fare altre azioni, perché siamo perfettamente nella legalità, sull'agenda il tempo che noi abbiamo, ripeto, dal 9 di novembre fino a marzo compreso, di votare sul referendum. Allora la furbata è quella di anticipare, violando tutte le leggi che ho citato, le elezioni cosiddette regionali a marzo, così se si vota a marzo, già a novembre bisogna prepararsi per le elezioni. Questo è l'imbroglio tipicamente italico. Io nel mio libro, nel sottotitolo, parlavo di Stato baro, di Stato che vive di illegalità, che si alimenta dell'imbroglio nelle leggi. Questo è il punto, perché l'imbroglio è nella legge, anche la corruzione è perché la legge è l'imbroglio, e ovviamente se la legge è un imbroglio nasce già viziata in sé, è chiaro che dopo i truffaldini, gli usurpatori, i furbacchioni, quelli che fanno i loro affari a dispetto dei cittadini, ne approfittano. Questo è il meccanismo, per cui concludo una nota politica. Qualcuno dice: ma Indipendenza Veneta punta troppo sul referendum. No, puntiamo tutto sul referendum. Non voglio sentir parlare di elezioni regionali, per Dio. Non c'è ragione, non c'è motivo né politico né giuridico. Quindi chi parla di elezioni regionali danneggia la causa dell'indipendenza. Basta, non c'è nessuna ragione per perdere tempo in questo senso. Si fa il gioco di Roma, altro che unione di sigle non vuol dire nulla.
nulla, perché sono sigle vuote, è il progetto che unisce, è la visione del percorso che noi possiamo valorizzare concretizzando quello che è ormai un obiettivo a portata di mano. Non possiamo buttarlo noi nel cestino e nemmeno consentire all'Italia di scipparci dalla mano questo che ormai è un risultato che è là, dipende solo da noi. Infatti noi per esempio non diciamo nulla che possa andare contro Roma o contro l'Italia, non serve, perché dell'indipendenza, rispetto al progetto di indipendenza, l'Italia è estranea, è un terzo, non è neanche colpa di Roma, la colpa è solo nostra, è qua nel nostro pensiero, nella paura che noi ne dassa fa, nella paura che non si riesca a realizzare, nella paura che succeda chissà che cosa. Non succede assolutamente nulla, perché questo progetto, questo percorso è stato pensato in concordanza con le norme costituzionali e in perfetta aderenza con quelle che sono le disposizioni e i principi del diritto internazionale. Chi è abituato a barare lo si sconfigge usando quelle carte della legittimità, soprattutto internazionale, che non è abituato a far valere. Mi sono portato qui oggi un articolo di un giornalista, Guglielmo Piombini, che richiamando, è un giornalista esperto in economia, che richiamando un articolo uscito su Sole 24 Ore ha fatto un raffronto tra la iniqua, illegittima, dico io, incostituzionale tassazione che siamo costretti a subire noi qui in questo paese fallito, che vuole rimanere in piedi a nostro danno, e la Svizzera. Allora, 2 o 3 dati, dice: l'imposta federale incide in Svizzera sul 7,8% degli utili. Solo? Sì, quella cantonale va dal 4 al 19 e quella comunale dal 4 al 16. Ci sono solo 3 tassazioni, uno lo sa in anticipo. Non supera il 20%. La media sulle aziende, l'erario esercita una pressione che varia tra il 16 e il 25%. Quando in Italia abbiamo il total tax rate, praticamente totale, che arriva al 67,7%. Mi dica lei. Una pressione fiscale. La pressione fiscale per le persone fisiche, le do quest'ultimo dato, no, in Svizzera va dal 5 al 20%. Io credo che non serva a commentare altro. Non ho parole. Leggiamo qualche messaggio in attesa di una telefonata. Ah no, aspetta, aggiungo quella dell'IVA. L'ho dimenticato. L'IVA in Svizzera... Finché funziona mi faccia leggere dopo qualche messaggio. Sì, l'IVA in Svizzera è la più bassa d'Europa, è all'8%. Noi in Italia ce l'abbiamo al 22%. Tenga presente che sui beni di consumo in Svizzera quella media ordinaria è all'8%, quella sui beni di consumo è al 2,5%, mentre istruzione e cure mediche sono esenti. La Corte Costituzionale può soltanto dichiarare l'illegittimità di questa legge, non mi aspetto nessuna risposta diversa, al 100% sarà bocciata. Il problema è allora, dice, ma allora cosa pensate di fare? A noi non ci interessa, perché l'azione che noi abbiamo messo in moto è un'azione collegata, ancorata al diritto internazionale. Il diritto di autodeterminazione non è stato volutamente inserito dai costituenti come era stato nella bozza del testo della Costituzione all'articolo 50 secondo comma. Prima l'hanno messo e poi l'hanno tolto, perché è un diritto precostituzionale o sovracostituzionale, e quindi ad essere corretti, lo capisce chiunque con una normale valutazione delle cose, la Corte Costituzionale non avrebbe titolo, non ha titolo per pronunciarsi su un diritto che non è inserito nella Carta Costituzionale. I 200 miliardi del debito pubblico, perché dovremmo assumerci un debito pubblico che noi, popolo veneto, non abbiamo contribuito a creare? Noi abbiamo un credito pubblico di 20 miliardi all'anno, che in 20 anni sono 400 miliardi che avanziamo dallo Stato, prelevati in più di quello che lo Stato ha speso per le tasse. Quindi non solo non dobbiamo dare, ma abbiamo diritto di pretendere. Lei non pensa che con 20 miliardi possiamo dedicarne qualche miliardo
1 milione alla ricerca, all'università, alla salute, agli anziani, ai giovani senza lavoro, alle persone disperate. Abbiamo i suicidi in Veneto, 1/3 dei suicidi italiani sono venuti qui con i nostri imprenditori o le persone che hanno perso il lavoro. Io non mi dimentico mica la realtà, l'indipendenza è una cosa radicata nel dramma sociale, non è un volo di fantasia, un volo pindarico fuori dalla realtà, un sogno campato nel nulla, è la visione affondata nella drammatica realtà nella quale viviamo. Qualcuno non l'ha ancora capito, e io lo so, e lo rispetto anche. Si accorgerà, soprattutto chi è pensionato, quando non gli pagheranno più la pensione integralmente, quando chi ha 1.200 euro invece di 1.200 gliene daranno 900 o la metà, come è accaduto in Grecia, o cominceranno a licenziare i dipendenti pubblici. Abbiamo già l'esperienza della Grecia che ci ha insegnato molto, basta andarla a rivedere. Infatti i telegiornali, dottor Spattalino, e finisco, non parlano più della Grecia perché non vogliono spaventare, ma la realtà è là. Farlo. Non possiamo permetterci, ed è l'ultima nota veramente, che 10.000 giovani neolaureati scappino all'estero perché qui non trovano lavoro e gli fanno una proposta a un ingegnere chimico di 26 anni che ha fatto una laurea impegnativa, gli propongono un contratto, l'ho sentita giusto sabato, a 900 euro al mese per 5 anni, quando se va in Danimarca o in Australia gli danno 5.000 al mese immediatamente con la competenza che ha. Ma che cosa possiamo aspettarci da questo Stato? Questo è uno Stato fallito. Credo che la questione dell'indipendenza sia una questione che ormai viaggia soprattutto sul piano della comunicazione, perché è un tema sconosciuto. Questo è l'aspetto più importante in questo momento. Dobbiamo trovare tutti i mezzi a disposizione per spiegare alla gente che l'indipendenza è possibile, che l'indipendenza ormai è una realtà se diamo seguito, diamo esecuzione, viene data esecuzione alla legge. È una realtà di straordinaria importanza, perché nessuno pensava, nessuno ci credeva che saremmo riusciti a ottenere questo risultato, e invece oggi l'indipendenza è legge, è la legge 16 del 2014. Noi ne siamo orgogliosi di aver ottenuto questo risultato, ma oggi bisogna darvi esecuzione. Che cosa vuol dire? L'ho detto all'inizio e lo riassumo. Ci sono 30 giorni di tempo dal 24 di giugno e quindi fino al 24 di luglio per la giunta Zaia di adottare i provvedimenti che regolano le modalità del voto. Tra questi provvedimenti vi è anche quello dell'apertura di un conto corrente intestato alla Regione, dove ognuno di noi può versare dai 3 euro, che è il costo singolo, a somme anche superiori, se intende agevolare, aiutare la rapida attuazione di questa fase esecutiva della legge, cioè ovvero l'indizione del referendum. Dopo l'operazione della Giunta regionale, il Consiglio immediatamente può stabilire la data del voto. Se ci sono i soldi non hanno più nessun alibi, e quindi si può votare già il 9 di novembre, che è il giorno in cui vota la Catalogna.